Criminalità, liberazioni lampo, arrestati e rilasciati, la rabbia impotente di cittadini e polizia. Questo purtroppo è uno dei tanti titoli che quotidianamente leggiamo sui quotidiani nazionali e regionali, dello stato in cui si trova la sicurezza e la giustizia nel nostro paese. Ci sono delle responsabilità ben precise e stanno tutte in capo al governo centrale. Renzi è amico della criminalità, lo testimoniano i fatti. Di questi giorni infatti è il decreto che vuole depenalizzare 157 reati importanti, reati gravi, che permetteranno così ai magistrati di poter rilasciare nel giro di poche ore i tanti criminali che purtroppo imperversano anche all'interno del nostro Veneto. Noi il 28 di febbraio scenderemo a Roma con una grande manifestazione organizzata dalla Lega Nord per dire basta a questo governo Renzi. Basta al governo amico dei clandestini, che ce ne ha portati circa 170.000 all'interno di questo paese solamente nel 2014, ma soprattutto basta a chi continua a tutelare i criminali con provvedimenti folli. La polizia ormai è svilita nei propri ruoli, nei propri compiti. Vi ricordate i due poliziotti che qualche giorno fa sono stati accoltellati a Padova? Ebbene, dopo solamente 5 ore il libico è tornato in libertà e continua tuttora a girare per le nostre strade in tranquillità e in sicurezza. Questo non è il modo di garantire dignità, giustizia e sicurezza all'interno di un paese. Renzi, a nostro parere, sta sbagliando su tutti i fronti e noi glielo faremo sentire a grande voce il giorno 28 con una grande manifestazione a Roma e vi aspettiamo in tanti.